Mi sembra di vedere un dinosauro di Emma Dodd, Lapis Edizioni. Tommy e i suoi cugini Ollie e Roby giocavano al campeggio nel giardino di casa. Andiamo a caccia di dinosauri? Suggerì Tommy. Andate pure, Rispose la mamma. ma attenti a non spaventarvi troppo. Quando arrivò il buio, i tre cugini si addentrarono in punta di piedi, nel bosco, in fondo al giardino. Il bosco era buio e pieno di rumori. È un dinosauro! Strillò Roby. Un'enorme ombra apparve su di loro. Ma no, guarda, sono un gufo. Lo prese in giro Ollie, ridendo. Guarda che non ci siamo mica spaventati per davvero, rispose Roby. Continuarono a camminare fra gli alberi, guardandosi bene intorno. Grandi occhi verdi li stavano fissando. È un dinosauro! Urlò Tommy. Ma no, guarda, sono un gatto. Ridacchiò Ollie. E quello cos'è? Solo un topolino. Oh, è quello cos'è? Una ranocchia salterina. Improvvisamente tutto tacque. Dov'è finita, Ollie? Chiese Tommy. Boo! Tommy e Roby corsero più veloci della luce a rifugiarsi nella tenda. C'è qualcosa dentro la tenda. Balbettò Ollie. Sì, è la mamma. Oh, non mi sono mica spaventata per davvero, Ribatté Ollie, riprendendo un po' di colore. La mamma di Tommy portò a tutti una bella cioccolata calda. Adesso però è proprio ora di andare a dormire. Sogni d'oro, piccoli esploratori. Io lo sapevo che non c'erano dinosauri nel giardino. Mugugnò Ollie addormentandosi. Sì, anche io, rispose sbadigliando Roby. Io dico che ci sono, Affermò Tommy, ma gli altri non lo sentirono. Stavano già dormendo.